Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Sui social si pubblicizzava la dottoressa della bellezza, ma non era medico e il centro estetico di Terrasini nel Palermitano era abusivo. Crolla nella notte una palazzina a Palma di Montechiaro nell'Agrigentino, nessun ferito sotto le macerie, l'immobile era disabitato. Un tuffo in mare per trovare un po' di fresco sul litorale del Siracusano, spiagge prese d'assalto e temperature risalita. A Catania vandalizzati i nebulizzatori della piazza Turiferro, da poco riqualificata. Trecastagni comune pet friendly, si dota di segnaletica per proteggere cani e gatti dagli automobilisti. I carabinieri fanno avverare il sogno di un disabile di Mirabelle Imbaccari, volare su un elicottero dell'Arma. Tutto pronto per il concertone di Radio Italia sul palco allestito al Foro Italico di Palermo. Sfileranno i big della musica italiana, da Achille Laura a Salda Vinci, da Fedez a Irama, attese 47.000 persone. Calcio in casa Catania, in settimana le ufficializzazioni di Varrà e Longo, si lavora sul mercato e si ripartirà dai più giovani. Pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania batte l'Assist Roma, ma serve gara 3 per assegnare il titolo tricolore. Nel calcio a 5 la meta stasera al Pala Catania, sfida a Torino nella gara 2 della finale scudetto. Buongiorno e buona domenica. Descava i clienti, potenziali clienti sui social, presentandosi come la dottoressa della bellezza, ma in realtà il centro estetico in cui operava lei e il suo collega era abusivo ed entrambi non erano medici. Maglio Viola. Un bed and breakfast trasformato in una clinica clandestina e una pagina social intitolata ingannevolmente La dottoressa della bellezza, utilizzata come specchietto per le allodole per attirare clienti ignari. Questo è lo scenario scoperto dai carabinieri della stazione di Terrasini, che insieme ai colleghi del NAS di Palermo hanno denunciato a piede libero una donna e un uomo, entrambi di 28 anni, con l'accusa di esercizio abusivo della professione medica. Si tratta di due giovani di Gela e di Niscemi che trovavano i clienti sui social attraverso la pagina, nella quale si presentavano come una clinica di bellezza ma senza avere alcun titolo per eseguire interventi che pubblicizzavano. L'indagine è scattata ad aprile, quando una donna ha presentato denuncia a causa dell'esito non soddisfacente del suo intervento di bellezza effettuato poco prima, a marzo. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di ricostruire rapidamente il modus operandi dei due indagati, i quali promuovevano le sedute e gli interventi sul web, poi li eseguivano materialmente all'interno di un bed and breakfast situato nel quartiere Zisa di Palermo, in totale assenza delle necessarie autorizzazioni sanitarie. Alla fine è scattato il blitz con il sequestro di numerosi dispositivi medici, farmaci specifici per l'estetica, apparecchiature informatiche impiegate per la gestione dei contatti e tanto altro. Le indagini proseguono ora alla ricerca di altri clienti della struttura e per verificare il coinvolgimento di eventuali complici. E ancora gravissimo, l'uomo rimasto ferito nell'incidente in cui hanno perso la vita altre due persone ieri a Buonfornello. Marco Gullà. Un impatto violentissimo, letale per due persone. Ancora un incidente mortale nel weekend, questa volta a perdere la vita nell'autostrada Palermo-Messina all'altezza di Buonfornello, due uomini. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e un furgone, un frontale che ieri pomeriggio non ha dato scampo al conducente dell'auto, Gaetano Mollica, di 44 anni, nato a Mistretta e residente a Pettineo, e Francesco Montalto, passeggero del furgone, palermitano, di 45 anni. Il fratello, Marco Montalto, 34 anni, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale civico di Palermo. Le sue condizioni restano gravi, la prognosi è riservata. È stato sottoposto a vari interventi chirurgici ed è ricoverato nel reparto di rianimazione. Per cause ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati frontalmente in un tratto a doppio senso di circolazione per via dei lavori in corso che interessano l'autostrada A20. Un incidente che arriva a distanza di qualche giorno da quello che ha spezzato la vita di una ciclista, Nicoletta Rusu, morta investita da un'auto nei pressi di Pioppo. Di paura a Palma di Montechiaro, una palazzina è crollata improvvisamente, per fortuna nessuno è rimasto sotto le macerie. Davide Sardo. Notte di paura nel cuore di Palma di Montechiaro nell'Agrigentino. Un forte boato ha squarciato il silenzio del centro storico. Una palazzina è crollata improvvisamente in via Nino Bixio.
A cedere sono stati il piano terra e il primo piano di un edificio disabitato. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Municipale e Carabinieri. Le prime ore sono state dedicate a una verifica fondamentale, accertare che sotto le macerie non vi fossero persone o animali. Con l'ausilio dei mezzi meccanici del comune e sotto il coordinamento dei pompieri, i detriti sono stati rimossi. Al termine delle operazioni è arrivata la notizia più importante: nessuno è rimasto coinvolto nel crollo. Sul luogo dell'emergenza hanno seguito le operazioni per tutta la notte anche il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ed il responsabile della protezione civile, Lillo Inguanta. Per motivi di sicurezza il comune sta ora predisponendo l'evacuazione di 2 abitazioni adiacenti all'edificio crollato, una misura necessaria in attesa delle verifiche sulla stabilità dell'area. Caldo sempre più intenso in Sicilia e naturalmente spiagge prese d'assalto. Oggi vi portiamo nel litorale di Marina di Priolo, nel Siracusano, con Francesco Aloi. Andiamo al mare, portiamo i bimbi perché a casa giustamente sì, un po' sotto l'aria condizionata, però li facciamo divertire un po'. L'antidoto contro il caldo può essere questo, il mare. Ormai fa troppo caldo per stare a casa, specialmente per chi lavora tutta la settimana. Le temperature in Sicilia sono ben oltre i 30 gradi e qui, a Marina di Priolo, come nelle altre spiagge dell'isola, c'è il pienone. Penso che la soluzione più ovvia sia quella di venire in questo bellissimo mare e comunque abbassare un po' le temperature che ci sono all'esterno. Si sta bene al mare. Possiamo venire solo al mare, perché non stare a casa? I più coraggiosi stanno al sole, poi c'è chi preferisce tuffarsi e chi invece restare all'ombra. Abbiamo fatto appena una doccia e non si può stare praticamente fuori dall'acqua. Ma secondo gli esperti la colonnina di mercurio salirà ancora. Addirittura nel Trapanese si potrebbero sfiorare i 40 gradi. Come si resiste? Mangiando frutta e bevendo, idratandosi. Caldo e sole però potrebbero portare anche i cosiddetti temporali di calore. Il riscaldamento pomeridiano determina il sollevamento di masse d'aria calda che poi salendo in quota trovano masse d'aria più fredde a causa di un leggero flusso di correnti più fresche orientali, appunto, che si manifestano principalmente alle quote elevate. Intanto dall'assessorato regionale alla salute c'è massima attenzione sulle ondate di calore. Tra le indicazioni il potenziamento del monitoraggio sugli accessi ai pronto soccorso, con un'attenzione particolare verso le persone più fragili. E a Catania l'amministrazione aveva pensato dei nebulizzatori per dare un po' di refrigerio a chi restava in città, ma non sono durati molto. Tonino De Mana. 30 ottobre 2025 a Catania si inaugura Piazza Turiferro con un rinfrescante passaggio dei presenti, sindaco Trantino compreso, sotto gli archi dell'impianto di nebulizzazione. Da quel giorno nessuno più ha visto la stessa scena, in primis perché non era necessario per l'approssimarsi dell'inverno e poi perché l'impianto è stato subito vandalizzato, messo KO dai soliti civili capaci di arrecare danno per pochi spiccioli o semplicemente per il gusto di distruggere. In un modo o nell'altro, in piena estate, con oltre 30 gradi già dal mattino, i nebulizzatori sarebbero stati utili, quasi una salvezza per fronteggiare la calura, ed invece niente. Questa turista ci prova, va alla ricerca di un pulsante per attivarli, ma rimane presto delusa. Ma non funziona? Perché no? Non sarebbero stati utili? Ah sì, se funzionassero. Catania è bella, ma i catanesi purtroppo la roviniamo. Una piazza così è un peccato, anche perché vedo che come si può dire, ci dorme gente, quindi fa un po' paura. La piazza risulta vuota, frequentata soltanto la sera da chi viene a fare qualche spuntino, viene a fare i suoi bisogni, quindi direi che dobbiamo rivedere un po' la situazione. La speranza è di rivederli funzionare possibilmente entro la fine dell'estate. E ci spostiamo adesso alle pendici dell'Etna nel comune di Trecastagni, dove la segnaletica stradale è a misura dei nostri amici a quattro zampe. Manuela Corsi. Sornioni liberi, indipendenti, legati ai luoghi in cui vivono. I gatti sono tra i più comuni animali da compagnia, ma non tutti hanno la fortuna di avere una famiglia. Tanti vivono nelle colonie, accuditi quasi esclusivamente dai volontari del territorio. Per i randaggi il principale pericolo è la strada, che spesso si trasforma in una trappola mortale. Ma a Trecastagni, alle pendici dell'Etna, la precedenza stradale va ai gatti.
Per le vie del centro l'amministrazione ha installato questi cartelli per segnalare la loro presenza agli automobilisti, invitandoli a rallentare. L'iniziativa nasce per i volontari, grazie a questi volontari che hanno a cuore sia la tutela degli animali ma anche, devo dire, il benessere dei cittadini, perché tutelare il randagismo vuol dire sia tutelare gli animali ma anche il decoro urbano. La risposta non è tardata ad arrivare. Nei mesi c'è stato un calo di incidenti e di animali soccorsi. Questi cartelli hanno permesso, perché l'automobilista è colpito dal fatto che c'è un pericolo nei confronti dei gatti e devo dire anche dei cani. Comunque per gli animali d'affezione noi abbiamo avuto una notevole diminuzione degli interventi. Grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e i volontari che operano sul territorio, tutti gli animali vengono censiti e sterilizzati, compresi i cani di quartiere che vivono nelle vie del centro. Con privati, con associazioni facciamo in modo di incentivare la sterilizzazione degli animali e fare in modo che questo fenomeno, che spesso è stato lasciato così al caso, possa essere contenuto. Un piccolo gesto di civiltà che dimostra come il randagismo non è un problema degli animali, ma una responsabilità di noi uomini. Restiamo un po' in tema perché una tartaruga caretta ha nidificato ieri al tramonto sulla spiaggia di Trefontana a Campobello di Mazzara nel Trapanese, mentre ancora sull'arenile c'erano i bagnanti. Sulla spiaggia la testuggine è uscita dal mare sotto gli occhi increduli e curiosi dei bagnanti per avviarsi verso le dune dove la sabbia è più asciutta. Ha scavato la fossa e ha depositato le uova prima di richiudere tutto con la sabbia e riavviarsi verso il mare, mentre alcuni bagnanti la filmavano. Sul posto sono intervenuti alcuni volontari di Legambiente che hanno recintato per proteggere la zona. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. Insulti e minacce ieri al Catania Pride, la sfilata dell'orgoglio gay. Siamo stati bersagliati da offese indicibili, denunciano i partecipanti. C'è stato anche un tentativo di aggressione fisica, fortunatamente sventato. Un giovane si è scagliato contro una ragazza ed è stato fermato da altri manifestanti. Il serpentone arcobaleno si è poi mosso lungo la via Etnea fino a Piazza Università. È stato un Pride profondamente politico, hanno detto gli organizzatori, un fiume umano tanto festoso quanto irremovibile. I carabinieri fanno avverare il sogno di un disabile di Mirabella Imbaccari, e cioè volare su uno dei loro elicotteri. Salvo Cona. Giancarlo Di Dio Fiorentino, 44 anni, volontario dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Caltagirone, aveva un grande sogno: salire su un elicottero dei Carabinieri, un desiderio che è diventato realtà. L'arma è andata oltre. L'arma, grazie al comandante generale dei Carabinieri, ha ordinato di far atterrare l'elicottero in Mirabella, paese nativo di Giancarlo. Ad attenderlo c'erano i vertici dell'Arma Calatina, volontari dell'NC di Caltagirone e di Vizzini, ma anche il sindaco del comune di Mirabella Imbaccari, Giovanni Ferro. Non potevamo mancare perché Giancarlo fa parte della nostra grande famiglia, è una figura ben voluta a Mirabella, riesce a catturare la simpatia di tutti. Giancarlo, fin da bambino, segue l'operato delle donne e degli uomini dell'Arma, ne ammira le uniformi, sogna di sfrecciare sulle loro auto, ma il suo sogno sembrava destinato a rimanere tale, perlomeno fino a qualche giorno fa. Giancarlo, visibilmente emozionato, ha ringraziato tutti. Se sono preso molto, contento e felice. E si vede anche dal viso che veramente era felice. Auguri a Giancarlo. Arrivano le prime 2000 firme raccolte dal comitato No Ponte Capopeloro con la petizione per chiedere le dimissioni del Consiglio di amministrazione della Stretto di Messina e l'amministrazione giudiziaria della società. L'iniziativa è nata dopo l'apertura di un'inchiesta su un presunto tentativo di corruzione per condizionare il parere della Corte dei Conti sul progetto definitivo del ponte sullo Stretto.
Ed è polemica a Selinunte per la decisione del sindaco di Castelvetrano di adibire un immobile confiscato alla mafia a deposito di rifiuti dei commercianti del centro. Secondo un gruppo di residenti la struttura non è adatta a questo scopo, soprattutto d'estate in una strada che si affaccia sul mare e percorsa ogni giorno da migliaia di persone, fra cui tanti turisti. Per questo il Comitato di Cittadini presenterà ricorso al TAR. Tutto pronto per il concerto di Radio Italia a Palermo, oltre 47.000 persone assisteranno alle esibizioni dei big della musica italiana che si esibiranno tra qualche ora sul palco al Foro Italico. Marco Gullà. È tutto pronto per il concertone di Radio Italia in programma stasera a Palermo. Oltre 47.000 persone affolleranno il Foro Italico per assistere alle performance dei big della musica italiana. Il cast è davvero importante. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Fedez, Francesco Gabbani, Rama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e tanti altri. E già ieri molti hanno assistito alle prove del grande evento. Chi è il vostro idolo, il cantante preferito? Di quelli che ci sono al concerto, io Achille Lauro. Poi vengo pure per Fedez, un po' anche per Marco Masini. Per i Pinguini Tattici. Abbiamo già l'ombrellone, ora vado a prendere le sdraio, i letti e poi preparo da mangiare qualche cosa e gliele porto alle ragazze qua perché anche loro hanno bisogno. Siete qui per chi comunque? Che è il cantante preferito? Il cantante Rama. Ormai se ti guardo intensamente e che mi fa girare la testa ma non mi interessa, parliamo tra la gente. Il concerto inizierà alle ore 20:40, ma già da stamattina in molti sono proprio davanti il palco. È Achille Lauro, sì? Sono qua per Achille Lauro. Non sono stata al concerto, adesso mi vedo la sua live qua. E allora cantaci una strofa di Achille Lauro? Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso. Questa notte è l'ultima per noi qui sotto un cielo immenso. Da domani alle 7 una notizia di servizio, lavori in corso in via 6 aprile a Catania, l'intervento sulla carreggiata Latomare, direzione stazione, durerà fino alle 18 di mercoledì 1 luglio. Sulla carreggiata interna si interverrà in un secondo momento per evitare ulteriori disagi alla circolazione. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con una ricca pagina sportiva dal calcio agli altri sport. Siamo al calcio in Casa Catania, nella prossima settimana le ufficializzazioni di Varrà e Longo, si lavora intanto sul mercato e si ripartirà dai più giovani. Marco Carli. Emilio Longo sarà a Catania nel prossimo fine settimana per una presa di contatto con la piazza, l'incontro con il vicepresidente Grella e il direttore sportivo Varrà, la cui ufficializzazione è prevista per il 1 di luglio. Dovrebbe essere presente anche Bresciano. Nel frattempo, nei primi giorni della settimana saranno sistemati i contratti per poi annunciare il tecnico e il suo staff. La presentazione di Longo probabilmente con l'approssimarsi dell'avvio del ritiro attorno al 10 luglio, poi il raduno e le prime visite mediche. Il lavoro proseguirà al Massimino, i rossazzurri si sposteranno a Norcia il 27 luglio fino alla partita di Coppa Italia con il Vicenza. Dopo comincerà la normale routine settimanale, con ogni probabilità, subito dopo il match di Vicenza, ancora al Massimino. La dirigenza vuole cambiare il modo di giocare degli etnei e anche l'impostazione. Di certo c'è che sarà un Catania con la difesa a 4, con i sistemi, il 4-3-3 e il 4-2-3-1, che sono nelle corde dell'allenatore ex Crotone, che sembra abbia conquistato la dirigenza etnea anche con il suo modo di porsi. Si cerca gioventù e freschezza, ma ovviamente ciò non vuol dire che non ci saranno giocatori esperti. Di certo però si riparte dagli atleti nati dal 2000 in poi. Saranno del progetto Jimenez, Leonardi, Ponsi, Allegretto e Bruzzaniti. Pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania batte la SIS Roma e riscatta la sconfitta di mercoledì scorso. Sarà necessaria gara 3 per assegnare il titolo tricolore. Tonino De Mana.
Sarà necessaria gara 3 per assegnare lo scudetto 2025-2026 di pallanuoto femminile. A contenderselo ancora una volta l'Orizzonte Catania e la SIS Roma, battuta ieri sera con il netto punteggio di 13-6. Dopo la sconfitta nella capitale serviva una grande reazione che in effetti è arrivata, con le atlete rossazzurre protagoniste di una prova di forza straordinaria, supportate dall'immancabile calore del Pallanesima. Il match ha visto le catanesi andare avanti 4-2 già alla fine della prima frazione, ma il divario tra le due squadre è aumentato in modo decisivo nel secondo parziale grazie ad un perentorio 5-1, quasi una formalità la terza e la quarta frazione, con l'Orizzonte in assoluto controllo. 13-6, come detto, il risultato finale. Sugli scudi, 3 gol a testa, Daphne Bettini, Claudia Marletta e Morena Leone. Standing ovation per Giulia Viacava per la sua ultima gara alla piscina di Nesima. Prima però bisognerà giocare l'ultima sfida, l'ultimo atto che vale il titolo italiano. Appuntamento sabato 4 luglio alle 19:15 ad Ostia per gara 3, dove, neanche a dirlo, sarà l'Orizzonte Catania a tuffarsi a caccia dell'ennesimo scudetto della sua straordinaria storia. Calcio a 5, la meta stasera è impegnata al Pala Catania nella gara 2 della finale scudetto contro la L84. I rossazzurri non devono sbagliare per puntare al titolo. Marco Carli. La partita più importante, con la voglia di viverne un'altra. Gara 2 della finale scudetto fra Meta Catania e L84 vale per i rossazzurri la possibilità, attraverso una vittoria, di prolungare la serie dopo il 2-1 subito in Piemonte nel primo match di finale e rinviare l'assegnazione dello scudetto a gara 3 di mercoledì, da giocare sempre al Pala Catania. Ecco che il Palazzo dello Sport di casa può essere dunque il fattore in più, sia nella partita di stasera alle 21, sia in quella eventuale del 30. L'opportunità è quella di assistere ad uno spettacolo. Di fronte le due squadre che hanno fatto meglio in stagione regolare, 62 punti per gli etnei, 61 per i piemontesi, differenza reti praticamente uguale, entrambe con più di 100 gol in regular season, 122 per la Meta, 107 per la L84. In gara 1 si è vista meno l'incisività, soprattutto in casa etnea, con i rossazzurri che hanno pagato a caro prezzo le tante occasioni create e non concretizzate. L'obiettivo è chiaro: riprendere in mano la serie e puntare a gara 3 per provare a rendere memorabile la stagione, che già per la Meta Catania ha visto il duplice successo in Coppa Italia e Coppa Divisione. Per stasera intanto è corsa al biglietto, ne sono rimasti 500 per sostenere i rossazzurri verso il traguardo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.